Un siciliano su quattro apprende le notizie che accadono nel mondo solo dai telegiornali. Complessivamente, invece, è del 91% il dato dei cittadini che preferiscono usare la TV per informarsi. Questi numeri sono il frutto di un'indagine svolta dall'Istituto Nazionale di Ricerca e Demopolis dall'11 al 18 giugno scorso. Il sondaggio, diretto da Pietro Vento, ha sviluppato le opinioni espresse da un campione di 840 persone maggiorenni intervistate. I collaboratori di Demopolis hanno sentito le voci della gente suddivisa per sesso, fascia di età, titolo di studi ed area geografica di residenza. Sempre secondo l'indagine conoscitiva svolta sull'informazione in Sicilia, solo il 40% della popolazione sfoglia un quotidiano, che comunque nella maggior parte dei casi è una testata regionale. Il 27% dei siciliani invece si informa ascoltando le radio. Per quanto riguarda i nuovi confini dell'informazione rappresentati dai giornali online, sull'isola solo il 35% degli interpellati ha confermato di consultarli. Ad usufruire di più dei servizi multimediali è il 57% degli intervistati di età compresa tra i 18 e i 34 anni. La percentuale invece scende del 10% tra la gente che supera la soglia dei 60 anni. Nonostante la crescente sfiducia dei cittadini nei confronti del mondo politico e delle recenti polemiche sulla libertà di stampa, l'informazione resta una fonte molto apprezzata dai siciliani. Infatti, per il 70% degli 840 interpellati, il ruolo del giornalismo oggi è ritenuto indispensabile per la società moderna. Ma nel fare le interviste, gli esperti dell'Istituto Demopolis non hanno chiesto ai siciliani solo qual è il loro modo di apprendimento delle notizie, ma hanno voluto capire anche quali sono le loro preferenze sul modo di fare notizia. Da questo emerge che la gente ha voglia di un giornalismo di azione che proponga inchieste di carattere sociale che coinvolgano l'intero panorama delle famiglie siciliane.